8:39 di una splendida domenica di bellissimo tempo. L'Olimpico Stadio alle mie spalle, il Lercio Tevere sotto di me, Ponte Flaminio, il ponte più bello del mondo, un ponte che amo, un ponte che manco lo guardi e ti viene in mente Roma, la capitale, forte, imponente, del periodo quello giusto. E allora ogni tanto mi vado a farmi una chiacchierata con te. Guarda che classe, guarda che classe, lui che si è erto, ha scavalcato per fare uno splendido wow, V più E uguale, non c'è manco arrivato a dare risultato, forse è caduto, speriamo. E allora, periodo in cui l'essere umano, di cui faccio parte, in parte, perché voi umani avete freddo, ma freddo è una condizione mentale. E allora ritengo che il nostro cervello sia come un computer, per possibilità e capacità, ognuno diversa, di elaborare, ma per capacità, per spazio cerebrale, perché ognuno di noi ha uno spazio cerebrale, un po' come il nostro iPhone, se lo prendi da 8K, presto snazzica, si rallenta, poi c'è quello che ne ha 32, è un po' più veloce, un po' più di ampie spaziature e possibilità di immagazzinare, di elaborare, ma anche lui prima o poi rallenta. C'è anche il 256, stesso discorso, molto più veloce forse, molto più smouse fino a una certa capienza, ma poi raggiunta la sua capienza massima anche lì si fa fatica per buttare dentro. E allora questo periodo posto di meno, faccio meno Vice, ma non perché non ho nulla da dire, perché ho un po' meno spazio probabilmente, ne ho buttate dentro di cose e ogni tanto bisogna anche buttare la spazzatura, quindi magari a volte si corri come dice il Di Carlo nazionale, però poi bisogna anche ogni tanto fermarsi e fare dirette, taglia, la mi secchi, via, wow, perché sennò poi magari si rischia di fare meno bene quello che puoi fare meglio. E allora niente di grave, ma d'altronde se io adesso male pensiero parte della mia vita, ma non può andare a precludere i doveri, gli impegni, le responsabilità, quindi prima il lavoro, la famiglia, gli amici, i rapporti e poi anche se non sto male, non c'è dubbio, non bisogna tenere la chiesa al centro del villaggio, avere chiari certi concetti e fin dove uno riesce fa, fin dove arrivo faccio. E allora non rispondo più ai messaggi personali, privati e ti chiedo scusa di questo, perché lungi da me da voler sembrare fenomeno o quello che se ne frega se gli mandi un messaggio, gli scrivi un messaggio personale, privato. Talvolta non è raro che ci sono richieste sono un povero assicuratore, che non è un assicuratore povero, non è raro che mi abbiate chiesto di potervi assicurare con me o un consiglio in tal senso e di questo ti ringrazio, ma se non gliela faccio e allora di questo ti chiedo scusa, anche perché mi sono un po' incastrato, perché se ci entro sono troppi, se sono troppi da dove comincio? Dall'ultimo, quello più vicino, perché non do l'idea agli ultimissimi che non sto rispondendo, non è corretto. Dove vado? Indietro, non ho il coraggio di vedere da quanto non rispondo, mi sono incastrato su questo aspetto. E allora se mi devi proprio scrivere magari una cosa a cui tieni, secondo te sto male @gmail.com, è più facile che la Carfagna del Tiburtino, Monica, la mia assistente, quantomeno veda che c'è un messaggio sulla mail e magari mi dice Antonello da Messina ti ha scritto, Gino da Barletta pure, mi sembra che voglia un coso, e allora è più facile che ti risponda. Ti chiedo scusa se non ti ho risposto, ma d'altronde siamo umani, fin dove possiamo facciamo.
L'importante è che non per questo cadiamo nella grande sola, nella grande fottuta maledetta buca di quella che ritengo essere dannosa quanto apparentemente innocua, la facile lamentela, la grande inchiulata di coloro che si lamentano e tu non ti rendi conto ma ti ci fai tirare dentro. E di essere lamentoso è essere innanzitutto irriverente nei confronti della vita, un gran bastardo, un gran medioman, perché mentre io cosa sto parlando, mentre te forse nel tuo lettuccio al calduccio stai ascoltando, mentre ti stai guardando sto Vice seduto al cesso, e purtroppo gli ospedali sono pieni, le terapie intensive sono full, è tutto sold out in quei posti di merda, ma non di merda, perché l'ospedale è un posto di merda in quanto ci si sta per bruttissime cose, per i veri problemi. E allora non ti far tirare dentro dalla facile lamentela. Essere lamentoso è da bastardo in quanto tu sei miracolato, ma soprattutto ti porta ad essere un meno rendente nel mondo del lavoro, meno piacevole e coinvolgente come persona. È la grande inculata la facile lamentela e non ci devi cadere. La Monica, la Carfagna di Tiburtino mi manda un messaggio mentre faccio sto Vice, non lo può sapere, ma che vorrà alle 8:39 della domenica? E allora secondo questo male pensiero è veramente, non è placebo, è veramente l'aspirina, è la cardioaspirina di ognuno di noi, perché non fa altro che portarti a riflettere che se la mattina ti alzi, gambe, braccia e testa funzionano, e check ok, puoi prendere la tua moto, le tue gambe, la tua macchina, la tua donna, i tuoi amici, puoi andare al lavoro, puoi andare ai mercatini, puoi fare curare le passioni, te ne puoi rimanere a letto, puoi fare quello che ti pare. E allora non te lamentare, ringrazia, sii grato. Non ti dico anche ringrazia Dio, perché non voglio limitare, ognuno di noi ha le proprie idee, i propri credi, va tutto bene. Se non mi rompi i coglioni va tutto bene. Se non rompi i coglioni al prossimo va tutto bene. Puoi fare quello che ti pare, otterrai quello che vali e non ci rompere i coglioni. Anzi, ringrazia e fai operazione di erogazione di sorrisi e di gratitudine. Fai riflettere le persone su quanto culo abbiamo nella nostra totale autonomia e libertà di fare, esprimerci, essere tutto il giorno, tutti i giorni della nostra vita titolari, anche se siamo delle gran pippe. Non se lamentiamo, perché è un intramuscolo, Io non conosco la mia data di scadenza, ce l'ho, ma non mi è dato saperla. On off è un attimo, non lo decidi te, non lo decido io, lo decide quello bravo, e non sempre è tanto bravo a deciderlo, e non sempre è tanto bravo a premere sto off. Troppe volte l'abbiamo visto premere nei confronti di bambini, giovani, situazioni assurde. Troppe volte abbiamo visto che anche quello bravo non sempre è bravo, o non sempre vuole essere bravo, perché chissà che quelli non sono sacrifici umani per aprire gli occhi, e noi mediomen lamentosi per traffico, lamentosi perché non arriviamo a fine mese. Se non arriviamo a fine mese vuol dire che non lavoriamo bene, e non rompere i coglioni e non t'attaccare alle stronzate che senti, no, perché bla 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 bla, date da fa, te funzionano le gambe, te funziona la testa, te funzionano le braccia, non servono solo a farsi le raspe, e ma non servono solo a fare di questo. E allora, secondo te sto male? Io ora prendo il nipponico vintage, lo accendo, debraio, spalanco e mi diverto. E viva la vita, tutta la vita, bella per te. Para ti, ce lo stai male? Saus!